Cari amici e care amiche, ma soprattutto cari bambini e care bambine, in questa serata del 5 dicembre siamo qui per uno speciale intitolato Tutti a tirar bandot, Parchamar San Nicolò. Se gli anni scorsi eravate tra le oltre 1000 persone che così si aggiravano nel quartiere di Ceneda a Vittorio Veneto tirando il proprio bandot, sapete sicuramente di che cosa stiamo parlando. Ma per quei pochissimi che non sapessero che cosa sono i bandot, adesso vi racconto molto velocemente la storia dei bandot e nel corso di questa trasmissione andremo così a scoprire alcune caratteristiche particolari di questa antica tradizione tutta vittoriese. I nostri genitori, i nostri nonni e anche i nonni dei nostri nonni andavano a tirar bandot nella serata del 5 di dicembre. Che cosa sono questi bandot? Sono dei lunghi fili a cui vengono agganciati dei barattoli, delle latte, dei bidoni, delle vecchie pentole, trascinati a terra per fare tanto chiasso, tanto rumore, per far sì che il santo, appunto, San Nicolò, possa udire questo rumore e possa arrivare a far visita all'interno delle case di tutti i bambini per portare loro qualche dono. Per i ragazzi più grandi invece la sera del 5 dicembre e i bandot sono un momento per evadere dalla quotidianità. Da ragazzi possiamo dire che in questa serata se ne combinavano un po' di tutti i colori, quindi i bambini a casa, a letto presto, sotto le coperte, sentivano questo rumore riecheggiare per le vie, per le piazze e si preparavano col cuore in gola ad accogliere e ad attendere il mattino successivo San Nicolò. Negli ultimi anni però, lo ricorderete, prima di lasciare spazio ai ragazzi più grandi, i bambini piccoli, anzi piccolissimi, si ritrovavano insieme con i loro genitori per creare un grande fiume di gente che appunto facesse questo chiasso tirando i bandot. Ma prima di tutto cominciamo questo nostro speciale andando a sentire le parole dell'organizzatore Cristian Pratillo. Ciao a tutti, ciao bambini, ciao genitori. Quest'anno, come avete visto, non abbiamo potuto fare la nostra tradizionale camminata. Abbiamo dovuto trovare un modo alternativo per tenere viva la nostra passione e la nostra tradizione. Spero che tutti quanti abbiate fatto confusione, rumore, avete chiamato quello che è San Nicolò, la nostra tradizione, il nostro desiderio di rimanere bambini e di continuare a credere in questa bellissima favola. Ne approfitto per fare un saluto e un ringraziamento da parte di noi organizzatori a tutti quelli che normalmente ci danno una mano e anche quest'anno hanno collaborato con noi per questo evento in forma diversa ma sicuramente piacevole per tenere vivo il San Nicolò. Grazie a tutti. Grazie Cristian e grazie a tutte le realtà vittoriesi che rendono possibile questo evento che quest'anno ha un respiro tutto particolare. Abbiamo scelto questa versione televisiva virtuale per far sì che comunque San Nicolò possa sentire il nostro chiasso. Anzi, cari bambini, vi do un consiglio: se per caso non avete già fatto rumore prima di questa trasmissione, avete tutto il tempo per costruirvi il vostro bandot, quindi prendete una latta, prendete un grande spago e nel corso anche di questa trasmissione cercate di fare più chiasso possibile per richiamare San Nicolò, per far sì che possa passare anche a casa vostra a portarvi i regali. Ora dovete sapere che a San Nicolò è stata dedicata anche una canzone. Ce ne parla Marco. Ciao bambini, mi chiamo Marco e sono qui perché io ho avuto la fortuna di essere un grande amico di Gianni Secco. Chi era Gianni Secco? Gianni Secco era un poeta, ma voi dovete immaginarlo come un nonno favoloso che sapeva tantissime storie e sapeva far ridere e commuovere le persone in una maniera incredibile. E poi scriveva e cantava delle canzoni bellissime come quella che state per vedere e che parla proprio di San Nicolò. E che cosa dice di San Nicolò? Che San Nicolò noi lo aspettiamo. San Nicolò non è una cosa che la vogliamo e arriva subito, dobbiamo pensarci un pochettino, aspettarla, tirare l'orecchio di notte, vedere se arriva con l'asinello, preparargli un bicchiere di vino, preparare la carota per l'asino, un po' di fieno. E San Nicolò arriva
per tutti i bambini che si sono comportati bene. E quindi adesso vi lascio con questa canzone bellissima del mio amico Gianni Secco, che vedrete vi piacerà tantissimo, che parla di San Nicolò. Ding dong, 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 ding dong. Tito, 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 l'elmus de San Nicolò. Le tre di che ho mes creanta, me non adis che son malà. No fai barufa neanca coi me pradei, San Nicolò me porterà regali e bebè. Ho preparato sulla tovaglia al pan, al vin, al tempo, al mus. E con le notte me sarò indormentato. Col suo carezza Nicolò arriverà. Ding dong, 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 ding dong. Tito, 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 l'elmus de San Nicolò. Ieri io scrives una letterina, me l'ha impostata me papà, che l'ho mandata in via Celeste Signor, del paradiso senta il vol che non lo cor. Io domanda prima una roba, le scarpe nuove da ballon. Dopo una tromba il stop in treno impronta, e in fondo il resto che me mare la mia età. Ding dong, 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 ding dong. Tito, 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 Tito. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Tic toc, tic toc, tic toc, questo era il suono dell'asinello di San Nicolò, che anche questa sera passerà, almeno così speriamo, all'interno delle case di tutti voi. Ma chi era questo santo? Qual è la storia di questa figura che, come dicevamo, si perde un po' nella notte dei tempi e anche i nostri nonni conoscevano così bene? Ce la racconta Martina. Ciao bambini, io mi chiamo Martina e come voi sto aspettando che passi San Nicolò. Ho aiutato i miei bambini a scrivere la letterina e prepareremo del formaggio, un bicchiere di vino e anche un po' di fieno per il suo asinello. Ma prima di andare a letto volevo raccontarvi qualcosa di questo santo così speciale che ogni anno ci regala un sacco di magia. Dovete sapere che San Nicolò, che in realtà si chiama Nicola, o meglio Nicolaus, che significa vincitore tra il popolo, è nato tantissimi anni fa in una città di quella che oggi conosciamo come Turchia ed era il vescovo di Mira. È ricordato come un uomo buono, dal cuore grande e generoso, difensore dei più deboli, e ogni anno il 6 dicembre noi lo festeggiamo. Mentre il 5 aspettiamo che passi a portare i regali a tutti i bambini. Adesso vi leggerò la storia più conosciuta che è arrivata fino a noi, anche se forse
molti di voi non l'avranno mai sentita. È una storia un po' triste, ma racconta proprio di quanto sia grande e gentile il cuore di questo uomo. In un tempo lontano, era una fredda notte d'inverno e c'erano 3 sorelline che dormivano immerse nel loro piccolo lettino di paglia, in una stalla che gli faceva da camera. Fuori nevicava e le piccole si stringevano l'una all'altra per scaldarsi. Avevano pianto fino a tardi perché sapevano che presto avrebbero dovuto lasciare quella casa. Purtroppo i loro genitori non avevano soldi per occuparsi di loro e così avevano dovuto prendere questa triste decisione di lasciarle andare. Ma nessuno era riuscito a trovare un'altra soluzione. Le 3 piccole non avevano idea di quale sarebbe stato il loro futuro, di dove sarebbero finite e di che cosa avrebbero fatto. Le avrebbero sicuramente separate e mandate lontano. Avevano pregato fino a tardi perché Gesù non permettesse che le portassero via dalla famiglia e finalmente rasserenate erano crollate in un sonno profondo. Sullo sfondo innevato che si apriva sulla piccola finestra chiusa da una grata si disegnò in lontananza, nel pieno della notte, la sagoma di un uomo sopra la neve che brillava al chiarore della luna. Nella notte profonda camminava in lontananza un vecchio signore con il suo asino. Il vecchio si avvicinò, scese dall'asino avvolto nel suo mantello. Aveva una lunga barba bianca, aveva grandi guanti viola e una veste verde. Era proprio il vescovo Nicola. Estrasse dalla sua bisaccia 3 sacchettini pieni d'oro e li posò sul davanzale della finestra. Poi ripartì silenziosamente in groppa al suo asino. Il giorno dopo la famiglia trovò i 3 sacchetti e si rallegrò talmente tanto perché le bambine non dovevano più essere mandate via. Dopo di allora il vescovo Nicola aiutò molti altri bambini, tanto da essere considerato anche dopo la sua morte il protettore dei piccini, il vecchio che porta regali ai bambini buoni e bisognosi. Ecco, questa storia l'abbiamo un pochino modificata perché tutti voi, anche i più piccolini, potessero comprenderla e speriamo che vi sia piaciuta e io vi saluto e vi auguro di passare una bellissima giornata di San Nicolò. Ciao! E grazie a Martina che ci ha fatto entrare in questa atmosfera magica e ci ha fatto anche emozionare con la storia che ci ha raccontato. Allora, stiamo vivendo insieme questa serata, la serata dei Bandot in attesa di San Nicolò e non poteva mancare anche una poesia che è stata composta da Giuliana Casagrande, una poesia in dialetto che soprattutto magari i nostri nonni capiranno meglio e potranno andare a spiegare, perché no, anche ai nostri piccoli telespettatori. Ce la racconta Alberto. Vien scuro buon'ora, all'es quasi notte. Ascolta che arriva, ecco i Bandot. I bocce più grandi de ti. I tira i vasi de olio ingrumadi da di. Senti che fighi, che gran fracas. Le latte che strusa per terra in te i sas. Parecchia e teatoia, para il vecchio che vien. Pan e formaio e un gotto bel pien. Ti accariga mette che un cussin, perché possa sentarsi un sciantin. Parecchia tut puito, parecchia ben, per la musetta una sbranca de fien. Da sveilet sta cet e sta bon. Sarà forte gli occhi anche se non te son.
non sta a far capricci, non sta a meritare le botte, non sta a aver paura e fichete sotte. Sogni i regai, che sono autobot. Silenzio anche fuori, tase i bandot. Lo sentite anche voi? Io sento già il rumore dei bandot, quindi state continuando all'interno delle vostre case, davanti alla TV, davanti al computer, a così far risuonare il suono dei bandot per richiamare San Nicolò. Io sto terminando questo speciale dedicato a questa iniziativa virtuale, ma non potevamo finire senza proporvi le belle ed emozionanti immagini dell'edizione 2019 e mi raccomando, mentre scorrono le immagini, anche voi cercate di fare abbastanza confusione per far sì che San Nicolò si ricordi di passare all'interno delle vostre case. E dopo tutto questo, mi raccomando, andare a letto presto questa sera e tenere le orecchie bene aperte per ascoltare. Se per caso udite qualche rumore un po' strano, il rumore di San Nicolò. Io vi ringrazio, vi saluto e lascio spazio alle immagini dell'edizione 2019 di Tutti a tirar bandot, Parchamar, San Nicolò.